Abbiamo presentato una querela appunto per la tutela, per la verifica di tutti i fatti che fossero penalmente rilevanti, e sicuramente ce ne sono. Tutte le minacce ricevute telefonicamente, tutte le ingiurie ricevute sui social, sulle recensioni in internet. La zona è isolata, la gente in questo momento ha sete di giustizia che invece dovrebbe lasciare, diciamo, alla magistratura e non certo cercare della giustizia in autonomia, e di fatto poi orientando questa sete di giustizia nei confronti di qualcuno che proprio nulla c'entra. Ha paura Federico Fesio, che con il fratello e i genitori dal 2011 gestisce la pizzeria e trattoria Cicogna di Torreglia, acquistata dalla precedente titolare, il nonno di Filippo Turetta. Ai carabinieri Federico Fesio ha consegnato materiale che potrebbe presto far stringere il cerchio attorno ad alcune persone, così come è scattata la denuncia per l'uomo che è partito da Conegliano presentandosi di persona nel locale. Un accanimento e una cattiveria difficili da raccontare, difficili da subire per chi, come Federico Fesio e la sua famiglia, non c'entrano nulla e ringraziano i carabinieri che hanno assicurato un maggiore controllo del loro locale. Accanto a lui si è schierata l'associazione di categoria, con molti colleghi che non hanno mancato in queste ore di far sentire la loro solidarietà. È importante tutelare questa famiglia e questa attività perché proprio per testimoniare come le fake news facciano dei danni, e non solo danni, ma provochino anche un malessere, un odio, fanno uscire proprio il peggio delle persone. Un'attività quarantennale, quella della famiglia Fesio nel settore della ristorazione. Se molti li hanno minacciati, molti anche si sono stretti a loro. Mi hanno chiamato, messaggi sia sui social che sul telefono normale. Sì, molta solidarietà da persone anche che non conosco, perciò molte di più di quelle che ho avuto contro, ecco. Fughiamo anche un altro dubbio, lei non vuole farsi pubblicità. No, non è certo il mio caso, essendo, ripeto, da 40 anni su questo settore. Poi su una vicenda così brutta di sicuro non cerco pubblicità, e se non fossero certo determinati episodi io non sarei nemmeno qua adesso.